Si è chiusa con oltre 42.000 operatori professionali l'edizione 2026 di Samoter, confermando Verona come punto di riferimento internazionale per il settore delle macchine per costruzioni, tra innovazione, nuove tecnologie e scenari di mercato, dove anche l'azienda Cangini Benne da anni è protagonista della manifestazione. Cangini offre ai propri clienti prodotti che vanno dalle attrezzature per il movimento terra, nell'edilizia, nel settore della manutenzione del verde, del riciclaggio e della manutenzione stradale. Puntiamo a questi eventi per stare sempre più vicini ai nostri clienti, per presentare nuovi prodotti e per portare avanti quella che è la nostra mission. Cangini al Samoter ha portato il nuovo TX4, un trincia forestale che va a ampliare la gamma esistente ed è dedicato a macchine da 5 a 10 tonnellate. È dotato di un rotore a mazze fisse per trinciare arbusti fino a 15 cm di diametro. Un altro prodotto è il nuovo attacco rapido universale sui perni, prodotto che va a sostituire l'attuale pin lock. È dotato di due di sicurezze, uno nella parte anteriore che aggancia sul perno frontale e uno nella parte posteriore che si assicura l'aggancio sul perno dietro. Altra novità è il tilt rotator, il NOx, per macchine da 1 fino a 2,5 tonnellate. Un attuatore in grado di tiltare destra e sinistra e ruotare a 360 gradi in maniera continua. La presenza in fiera quindi non è solo il momento per presentare nuovi prodotti, ma ci aiuta anche a rafforzare i rapporti con i clienti, incontrarne di nuovi, rafforzare anche il nostro team e la nostra squadra e mantenere il nostro obiettivo, che è quello di comunque migliorare sempre il nostro prodotto e prendere spunto per trovarne dei nuovi.